La tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in diretta, diamo subito la linea al nostro direttore Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le ore 7:30, è martedì 25 luglio e andiamo subito, come al solito, a ricordarvi il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così vedete bene o male quello che va in onda in giornata e come sempre vediamo le prime pagine delle agenzie di stampa, partendo dall'agenzia ANSA, violento temporale a Milano, ma il titolo dell'ANSA è ancora relativo a ieri. Stanotte ce n'è stato un altro intorno alle 4 di notte, grosso modo, oltre che ieri sera. Nella notte forte vento e disagi, danni a un volo per New York, al sud 48 gradi gli ultimi giorni di Caronte, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Secondo titolo per l'Ucraina, droni abbattuti nella notte su Kiev, nessuna vittima. Il vertice della FAO, l'Agenzia Alimentare dell'ONU a Roma, obiettivo fame zero, sciagurata la mossa russa sul grano, dicono all'unisono Meloni e Mattarella. Poi la città di Catania senza acqua e senza luce, i cavi non resistono al caldo, blackout completo, bisogna capire le cause e le omissioni, ha detto il sindaco catanese anche lui, il ministro catanese anche lui, Musumeci. Capire le cause e le omissioni. In Grecia violenti incendi a Rodi e a Corfù, case bruciate, turisti in fuga dalle fiamme, scrive l'agenzia in prima pagina. Il protocollo sui rischi del caldo al lavoro, c'è una bozza, si studierà, e poi Mattarella che dice l'Italia è a fianco di Tunisi nelle sfide importanti. La procreazione assistita, irrevocabile il sì dell'uomo, una volta dato non si può più revocare, anche se si tratta di embrione congelato, la notizia la vedremo sui quotidiani di oggi. Avanza Caronte, temperature fino a 48 gradi, l'avevamo già visto, il caldo frena anche gli acquisti, a rischio 3 miliardi e 400 milioni di acquisti. La Confesercenti lancia l'allarme, dare priorità alla turnazione del personale e orari flessibili, scrive ancora l'agenzia ANSA, che lasciamo per andare a vedere anche l'ADN Cronos in apertura. Lo vediamo subito, gli incendi, una notte di paura a Palermo, in questo caso abitazioni evacuate, il fuoco è alimentato dal forte vento di scirocco nel capoluogo siciliano, chiuso l'aeroporto Falcone fino alle 11, Falcone Borsellino, chiusi al traffico, diversi svincoli sulla A29, poi Catania senza acqua potabile, ancora caldo record nel centro-sud, nord nella morsa del maltempo. L'Ucraina chiede più armi per difendere il grano, la Russia dice gli arsenali sono pieni. Podolyak, il consigliere di Zelensky, chiede più sistemi di difesa SAMP-T e Patriot per proteggere i porti. Intanto Mosca annuncia un'aumentata produzione di armi, equipaggiamento militare e munizioni. Arsenali pieni sono quelli russi. Caldo record e rischi sul lavoro, la strategia del governo, e poi la questione del salario minimo. Il centrodestra propone il rinvio del voto, no dell'opposizione. Donna morta in Brianza per il maltempo, e sulla scuola recupero dei debiti fino all'8 di settembre, scrive ancora l'ADN Cronos. Uno sguardo rapido lo diamo anche all'agenzia AGI, ci arriviamo subito. Apertura sul maltempo, apocalisse su Milano anche nella notte, città sferzata dal vento e da un violento nubifragio che ha allagato strade, abbattuto alberi, provocato un lungo blackout elettrico. Divampano invece 2 incendi nelle colline di Palermo, sulle colline di Palermo. A Mondello i residenti lasciano le case. Poi c'è la Spagna in stallo, dopo il voto non c'è la maggioranza, Sanchez più forte in Unione Europea, e l'ultima notte di Mussolini, la notte tra il 24 e il 25 luglio di 80 anni fa, i gerarchi del Gran Consiglio approvarono l'ordine del giorno di Dino Grandi che portò alla fine del regime fascista
e all'arresto del Duce il 25 luglio del 43. E poi ancora le previsioni meteo sul sito dell'agenzia AGI: Italia tra caldo e temporali, ma è in arrivo tra oggi e martedì un calo termico, anzi tra oggi e martedì il promontorio africano sul Mediterraneo porterà un nuovo picco di caldo. Oggi è già martedì, dopodiché ci sarà un calo delle temperature, scrive l'agenzia AGI. Per quanto riguarda la politica, Meloni promuove anche la dieta mediterranea, è un modello per tutto il mondo, il Made in Italy e il mangiar sano. Al vertice della FAO, l'agenzia appunto alimentare dell'ONU, il presidente del Consiglio italiano porta avanti la sua battaglia sulla sicurezza alimentare. Poi la conferenza sui migranti è l'inizio di un percorso per lo sviluppo dell'Africa, dice ancora Giorgia Meloni alla Farnesina, il vertice su sviluppo e migrazioni, 16 tra capi di Stato e di governo. Parla anche il ministro degli esteri Tajani: il Mediterraneo deve essere un mare di pace e non un cimitero. Prima del summit la Premier ha incontrato i leader stranieri. 27 luglio, cioè dopodomani, Meloni a Washington da Biden, così l'agenzia AGI. La lasciamo per andare velocemente alla Stampa di Torino, che ricorda appunto il 25 luglio del 43. L'arresto di Mussolini sembrava una belva in gabbia. Ritrovati i diari dell'uomo che scortò il duce. Il maresciallo Curti scrisse tutto nei suoi quaderni: l'incredibile scoperta da parte dei figli. Ci sono notizie inedite, importanti su quei giorni. Nessuno sapeva niente delle carte. Il padre non ne aveva mai fatto parola con la famiglia. Per la prima volta vengono descritti con precisione gli uomini al seguito del duce. Osservatelo mentre passeggia sulla terrazza con lo sguardo truce. In quell'animo non c'è dignità, in quel cuore non vi è umanità, sembra una belva in gabbia. Sono parole che descrivono Benito Mussolini, da pochi giorni deposto a seguito del suo arresto il 25 luglio del 43. La terrazza è quella di Villa Weber, all'isola della Maddalena, dove per 20 giorni, dal 7 al 28 agosto, Mussolini viene rinchiuso prima del trasferimento al Gran Sasso. A scrivere queste parole un testimone d'eccezione, l'autore è Edoardo Curti, maresciallo dei Carabinieri Reali, scelto dagli alti comandi per la missione più importante della sua vita: scortare e sorvegliare l'ex duce nelle settimane immediatamente seguenti alla sua deposizione. Sono stati ritrovati i diari dell'uomo che scortò il duce. Per quanto concerne invece ancora le notizie, alcune, prima di andare alle prime pagine dei giornali, su quotidianosanità.it, una notizia che ha un certo interesse per chi lavora o si occupa, per chiunque, perché in realtà si parla di sanità. L'estate negli ospedali d'Italia: con un terzo degli organici in ferie, cala del 52,7% l'attività degli ambulatori. Il 15% chiude, assistenza in crisi nel 56% dei reparti. Ma per non portare al collasso i nostri ospedali, quasi la metà dei medici aumenta i carichi di lavoro e la metà salta i turni di riposo settimanali. Nelle medicine interne, specifica il presidente della Fondazione Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, Francesco Dentali, che più volte avete sentito intervistato anche qui a Radio Libertà, in particolare da Antonino Danna. Il professor Dentali osserva: nelle medicine interne le carenze di organico, che vanno ad accentuarsi nel periodo di riposo estivo, rendono più critico il quadro per via del fatto che i nostri reparti sono ancora erroneamente classificati come a bassa intensità di cura, gli reparti appunto di medicina degli ospedali in particolare. E il tempo di vacanze anche per i medici, che negli ospedali d'Italia d'estate si rimboccano le maniche per non lasciare senza assistenza i pazienti, aumentando il volume di lavoro in quasi la metà dei casi per sopperire a carenze d'organico che tra giugno e settembre diventano insostenibili, visto che circa un terzo di loro va in ferie. Così molti fanno gli extra per coprire i turni di notte, il 56,8% salta i riposi settimanali. Nonostante l'impegno, le attività ambulatoriali diminuiscono nel 52,7% dei casi e chiudono del tutto nel 15% degli ospedali, mentre complessivamente la qualità dell'assistenza sanitaria, richiesta anche d'estate, è compromessa nel 56% dei casi
in modo sensibile. A fornire il quadro degli ospedali italiani nel periodo estivo è l'analisi condotta dalla Federazione Medici Internisti Ospedalieri, FADOI, presieduta appunto dal dottor Francesco Dentali. Una situazione che rispecchia quello che avviene anche in dipartimenti di altre specialità mediche, anche se, come specifica appunto il dottor Dentali, nelle medicine interne le carenze di organico vanno a rendere più critico il quadro per via del fatto che i reparti in questione sono ancora erroneamente classificati come a bassa intensità di cura, il che non riflette la complessità di pazienti anziani e con plurimorbilità che abitualmente trattiamo nelle nostre unità operative, che da sole assorbono un quinto di tutti i ricoveri ospedalieri. Questa anacronistica classificazione delle medicine interne implica già di per sé una minor dotazione di tecnologie, medici e infermieri per posto letto, che diventa esplosiva nel periodo estivo, quando anche il nostro personale usufruisce del meritato riposo. Cosa che tra giugno e settembre avviene per oltre il 91% dei medici che usufruiscono dei 15 giorni di vacanze nel periodo estivo, come garantito dal contratto nazionale di lavoro. Questo comporta una riduzione degli organici in reparto che varia tra il 21 e il 30% nel 48% dei casi, tra il 30 e il 50% nel 19%, mentre la carenza è fra l'11 e il 20% in un altro 21,8% dei casi. Per chi resta, il volume di lavoro aumenta nel 42% dei casi e ciò incide abbastanza sull'offerta ai cittadini, sull'assistenza offerta ai cittadini nel 51% dei nosocomi, molto in un altro 15%, poco solo nel 21% dei reparti. A risentirne nello specifico le attività ambulatoriali che diminuiscono nel 52,7% dei casi e chiudono in un 15% degli ospedali. Il 14% garantisce invece l'invarianza nel numero e nei tempi delle attività ambulatoriali. Questo è il quadro dell'estate negli ospedali d'Italia. A proposito di ospedali, militari negli ospedali, lo ha scritto l'assessore lombardo alla salute e al welfare Guido Bertolaso ai ministri, oppure dovrò chiuderli. Troppe aggressioni a medici e infermieri. Gli operatori fanno il loro dovere, spesso in situazioni di disagio e di fatica. La notizia viene riportata con una certa enfasi da Libero. E sempre su Libero il giudice demolisce Crisanti sul Covid. La relazione del professor Crisanti, senatore del PD, è sfornita del minimo riscontro scientifico, una bocciatura bestiale, quella del Tribunale dei Ministri contro il medico Crisanti. La zona rossa non doveva farla la regione, stiamo parlando dell'epoca Covid. Il Tribunale dei Ministri ha archiviato Attilio Fontana sulla pandemia. Il Tribunale dei Ministri di Brescia ha archiviato le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia Covid a carico di Fontana e altri indagati. È emerso inoltre che la consulenza di Andrea Crisanti, microbiologo, senatore PD, consulente dei pubblici ministeri di Bergamo, si riduce a nulla più che una congettura priva di basi scientifiche, ha sentenziato il Tribunale. Sputtanamento colossale, quello nei confronti di Crisanti. L'inchiesta riguardava il governatore della Lombardia, Fontana, Giulio Gallera, l'ex assessore al welfare, e altri 11 indagati. Una inchiesta, quella del senatore Crisanti, nella veste di medico, ovviamente di perito della Procura di Bergamo, sfornita del minimo riscontro scientifico. Che botta! Mentre lasciamo il Crisanti, andiamo a segnalare in anticipo rispetto alle prime pagine che vedremo tra poco un articolo, siamo su Atlantico Quotidiano, a proposito dell'e-fuel, un bluff ancora peggiore delle auto elettriche, scarsa resa energetica per i cosiddetti carburanti ecologici, e-fuel, scarsa resa energetica, 13%, altissimo costo, 10 euro al litro, neanche un pazzo si farebbe un pieno con un carburante del genere. Disperato tentativo dei costruttori auto europei di difendersi dal mostro da loro stessi creato. L'accordo per gli e-fuel, l'ira dell'Italia, l'irragionevole blocco sui biocarburanti, stop a benzina e diesel, via libera dell'Unione Europea ma l'Italia si astiene, intesa Berlino-Bruxelles sull'auto e l'e-fuel, l'Italia resta isolata, e-fuel verso l'ok all'accordo tra Germania e Unione Europea. Auto, via libera del Consiglio Europeo,
al regolamento sullo stop della benzina a benzina e diesel l'Italia si astiene. Erano titoli che si sono succeduti intorno alla fine dello scorso mese di marzo sui quotidiani in occasione del dibattito che nell'ambito della classificazione delle attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione del Green New Deal ha animato le sedute dell'Unione Europea, in concomitanza col voto sul bando della vendita di auto a motore endotermico a partire dal 1 gennaio del 2035. In quell'occasione ricorderemo tutti che fu tirato fuori di nuovo dal cilindro del mago, scrive Vincent Vega su Atlantico Quotidiano, il coniglio dei cosiddetti e-fuel, cioè i carburanti sintetici. Perché tirato fuori di nuovo? Perché i carburanti sintetici non sono un'invenzione recente, bensì un vecchio cavallo di battaglia, indovinate un po', della Germania nazista. A tal proposito, si sarà trattato di un caso che sia stata proprio la Germania a spingere per consentire deroghe alla vendita di auto a motore endotermico oltre la data fatidica del 1 gennaio 2035, in tandem con l'adozione del carburante sintetico o appunto e-fuel. L'articolo è molto dettagliato. La sintesi è questa qui: scarsa resa energetica, altissimo costo. Gli e-fuel sono un bluff ancora peggiore delle auto elettriche. Questa qui è bella invece, la nota Mauro Zanon su tempi.it, troppi ciclisti bianchi, il Tour de France è razzista. Il giornale progressista Libération critica il Tour de France perché non rappresenta la diversità della società francese. A quando la richiesta di quote? Si domanda Zanon. E poi ci sono gli snobismi favolosi, bellissimi, di Alain Elkan. Sarà colpa di Caronte, scrive Dago Spia, sarà un contraccolpo alla vita spericolata del figlio Lapo. Sarà che l'altro figlio, John, i giornali li compra ma non li legge, o forse è solo un fenomeno di insensatezza cerebrale. Fatto sta che dopo che avrete letto il racconto breve di Alain Elkan sulla Repubblica, Elkan ha scritto un pezzo intitolato Sul treno per Foggia con i giovani lanzichenecchi. Insomma, si è stupito, aborrito e schifato Alain Elkan, papà di Lapo e John, perché si è trovato a viaggiare con alcuni giovani che parlavano tra di loro e non se lo filavano. Niente di più, non è che abbia descritto comportamenti particolarmente volgari o ripugnanti o violenti, soltanto un gruppo di giovani che se la parlavano tra di loro. Al che Alain Elkan è rimasto inorridito. Lui che tirava fuori quotidiani in francese, in inglese, leggeva la Recherche de Proust in lingua originale, non si capacitava di viaggiare con popolani di quel livello. Pensate un po', dopo che avrete letto il racconto breve di Alain Elkan su Repubblica, apparirà verosimile la leggendaria frase di Gianni Agnelli in merito al matrimonio della figlia Margherita con questo bel tomo, con Alain Elkan. Com'è possibile, commentò l'avvocato, frase leggendaria, chissà se è vera, com'è possibile che con tutti gli ebrei brillanti in giro Margherita abbia scelto questo idiota? Una volta letto ci sta perfetto. Meloni, La Russa, Santanchè ve li meritate tutti. I giornalisti di Repubblica si dissociano da Alain Elkan per i contenuti classisti del suo articolo su Repubblica, dove tratta i giovani intorno a lui come dei lanzichenecchi, perché non hanno niente a che fare con il suo giornale inglese, con quello francese, con la Recherche di Proust. Cose incredibili, poi vedremo diversi commenti. Vi segnalo ancora in anteprima, rispetto alle prime pagine dei quotidiani, un articolo di Cesare Maffi su Italia Oggi. Sia processato chi dissente. Siamo in ambito di clima. Con la meteorologia ideologica si vorrebbe imporre per legge a tutti un'unica visione. Vada in carcere chi nega l'emergenza climatica. Si tace di un manifesto di 1500 scienziati avversi all'assolutismo delle responsabilità umane, intolleranti della predominanza mediatica che intende negare perfino l'esistenza dei contrari. Talebani del clima e gretini attaccano le destre sorde, invocate per aggregarsi invece al pensiero prevalente che si vorrebbe imporre come unico accettabile. La foto è quella di Angelo Bonelli, il deputato dei Verdi, sostenitore dell'integralismo climatico, mentre il ministro Urso ha aperto la corsa all'approvvigionamento anti-Cina
In Sardegna anche le discariche contengono minerali ed elementi preziosi per l'industria a zero emissioni. Una miniera di granito, un tesoro che riemerge dalle discariche della Sardegna. Il Ministero del Made in Italy, il ministro Urso, ha aperto la corsa all'approvvigionamento per contrastare il monopolio cinese, con l'annuncio della riapertura delle miniere in diverse regioni italiane. Nell'isola la roccia c'è già, potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale grazie agli sfridi, gli scarti del granito che contengono minerali ed elementi preziosi per l'industria a zero emissioni, per quella digitale, aerospaziale e della difesa. La Sardegna è una delle regioni minerarie più importanti d'Italia, potenzialmente possiede un tesoro. Così su Italia Oggi. Sempre da Italia Oggi, un articolo assai interessante da Berlino a firma di Roberto Giardina, la domanda: i tedeschi sono discriminanti? Ne è convinta Ferda Ataman, apartitica responsabile antidiscriminazione del Bundestag. Alcune prevenzioni sono fondate, ma molte non esistono. La prima domanda che ti fanno gli americani è: quanto guadagni? I tedeschi ti chiedono: da dove vieni? Basta questa curiosità per accusarli di discriminazione? La domanda se la pongono anche tra loro. Un bavarese è molto diverso da un prussiano, come un siciliano da un piemontese, e l'accento non sempre basta per capire dove sei nato. In inglese, appena apri bocca, sanno già se hai studiato a Oxford o a Cambridge. Capisco di essere un privilegiato, ma non mi sono mai sentito discriminato dalla curiosità dei tedeschi. Invece, per la responsabile antidiscriminazione del Bundestag, i tedeschi sono discriminanti. Con ciò andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di stamani. L'apertura di Avvenire è dedicata al tema della sicurezza alimentare. Dopo il vertice sui movimenti delle persone si apre a Roma una 3 giorni della FAO, l'Agenzia Alimentare dell'ONU. Anche al vertice dell'Agenzia Alimentare dell'ONU, delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo: più aiuti anche sulla sicurezza alimentare per contrastare le partenze di uomini dall'Africa, e assieme al presidente Mattarella critica la sciagurata decisione di Mosca di stoppare l'intesa sui cereali. Le ONG puntano il dito contro il recente memorandum tra la Tunisia e l'Unione Europea e contro quelli con Libia ed Egitto. È la contronarrazione della conferenza di Roma organizzata domenica da Palazzo Chigi. Quei paesi non rispettano i diritti umani, sottolineano organizzazioni non governative. Intanto la Commissione indipendente dell'ONU sui diritti umani in Libia ha raccolto nuove prove sulla complicità da parte delle autorità. Un nuovo dossier che conferma orrori libici come la scoperta a Kufra, lungo le piste desertiche verso il Sudan, di una fossa comune con 20 migranti seviziati e uccisi. In primo piano ancora sul quotidiano Avvenire la questione del salario minimo. È il minimo è discuterne, salario legale e contrattazione, la tesi di Francesco Riccardi. Qual è il salario giusto? A che livello va fissato? Come? Le domande in questo settore hanno interrogato per secoli teologi, filosofi, giuristi, fin dal Medioevo, con risposte che hanno oscillato tra il riconoscere un valore intrinseco a ogni lavoro e l'idea che la determinazione del salario possa scaturire solo dal confronto tra le parti interessate. Ma come minimo, altro che salario minimo, il minimo è discuterne, scrive Avvenire. Sempre da Avvenire poi, la questione del turismo, l'offerta che non fa crescere. Siamo così sicuri che aumentare l'afflusso di turisti porti ricchezza e nuove opportunità a tutto un territorio e a una comunità? Non ne sono così convinti 6 studiosi che hanno pubblicato sulla rivista Economia e Politica un interessante documento sui limiti dello sviluppo turistico, in particolare della provincia di Lecce. Il Salento in questi 15-20 anni ha sperimentato un considerevole aumento di visitatori. Di questo grande afflusso, cosa resta per la crescita di una comunità? Può anche darsi che il turismo non faccia crescere i territori che sono oggetto del turismo stesso. E sempre dalla prima pagina di Avvenire, la Spagna è senza governo, frena l'ipotesi di un'Unione Europea alle destre, scrive il quotidiano cattolico. Infine la guerra in Ucraina, dopo i tiri su Odessa, missili sui cereali vicino alla Romania. La Russia colpisce a pochi chilometri dal territorio dell'Alleanza Atlantica.
Da Avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura è anche in questo caso sulla Spagna, duello sul governo in Spagna. Sia il socialista Sánchez sia il popolare Feijóo cercano una maggioranza, freno all'asse tra Partito Popolare Europeo ed estere in Europa, il ruolo del catalanista, del leader catalano indipendentista Puigdemont, che rischia però l'arresto perché la Corte Suprema ha ribadito va arrestato. Meloni chiama l'amico Abascal, commenta Aldo Cazzullo, non funziona, almeno in Spagna, ma probabilmente neanche in Europa. I popoli dei grandi paesi europei non hanno tutta sta voglia di farsi stringere nella morsa tra i sovranisti e la versione conservatrice e un po' torva dei popolari, perché sono affezionati ai diritti e alle libertà. L'intervista di Giusy Fasano a Patrick Zacchi, la vediamo poi dopo, i bimbi italiani mi scrivevano in prigione, poi sul Covid, dal CTS a Fontana, tutti archiviati, accuse senza una base. Una clamorosa sconfessione della perizia anche del professor Crisanti, quella relativa all'inchiesta Covid. Improbabile che andasse diversamente. Così come indicato dalla Procura, il Tribunale dei Ministri di Brescia ha archiviato anche le posizioni del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, dell'ex assessore al welfare Giulio Gallera e di altri 11 indagati a vario titolo per epidemia e omicidio colposi, in concorso con l'ex premier Giuseppe Conte e l'allora ministro della Salute Roberto Speranza, a loro volta già archiviati. L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata di pandemia. Manca il nesso di causa, cioè la prova che le 57 persone che sarebbero morte per la mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana, contestata al presidente Fontana, rientrino tra i 4.148 morti in eccesso che non ci sarebbero stati se fosse stata attivata. Inoltre, scrivono i giudici, la situazione epidemiologica nel periodo contestato al presidente Fontana era tale per cui le aree rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni non erano limitate alla regione Lombardia, quindi la competenza ad adottare simili provvedimenti era in prima battuta del Consiglio, del Presidente del Consiglio, cioè appunto del capo del governo a livello nazionale, Conte, ma comunque non ci sarebbero riscontri. Fontana avrebbe puntualmente informato il governo via mail già il 27 febbraio, dopo aver ricevuto una mail dal Ministero della Salute con la bozza del nuovo DPCM, la inoltrava ai propri collaboratori e la sera stessa inviava alla dottoressa rappresentante del Ministero della Salute la proposta di Regione Lombardia, con cui segnalava alcune criticità nelle misure adottate e rappresentava la necessità di adottarne ulteriori. Quindi ha fornito al governo tutti i dati a sua disposizione. La perizia di Crisanti appunto è stata distrutta, sbriciolata. Mentre Israele limita i poteri della magistratura, esplode la protesta, via libera alla riforma giudiziaria, in Israele divampa la protesta contro il premier Netanyahu. Corteo da Tel Aviv al Parlamento, alla Knesset, per l'opposizione che ha boicottato il voto. La riforma apre a una svolta autoritaria. I sindacati minacciano lo sciopero generale, 150 catene di negozi hanno abbassato le saracinesche, timori della Casa Bianca. Poi c'è l'altro fatto ampiamente commentato dai giornali di oggi, ovuli fecondati e poi la crisi, ma i giudici dicono l'uomo non può revocare il consenso all'impianto anche se nel frattempo si è separato. Un caso di fecondazione assistita a distanza, questo ha deciso una sentenza della Corte Costituzionale. Anche se nel frattempo siete separati, il vostro sì è irrevocabile. La morte di Andrea Purgatori, il giornalista, oggi l'attacca. 12 i testimoni convocati dai pubblici ministeri di Roma. Si deve accertare se ci sia un nesso fra il decesso del giornalista e le terapie alle quali è stato sottoposto. Tetti scoperchiati a Milano, una vittima in Brianza, una donna morta schiacciata da un albero. Con ciò passiamo dal Corriere della Sera alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Fatto apre, titolo principale con la sinistra che resiste se non fa ammucchiate, è la lezione spagnola. Sánchez è l'opposto di Letta e dei centristi. Fine agenda Draghi, sottolinea il Fatto Quotidiano. Al Partito Socialista Spagnolo e progressisti 1 milione di voti in più, grazie alle politiche sociali e al no agli inciuci
col Partito Popolare, che sono invece stati cari ai cosiddetti riformisti italiani, cioè Calenda, Bonaccini, Letta, Renzi, tutta gente che cerca l'accordo centrista e che non ottiene successo. La morale della favola è che la sinistra resiste se non fa ammucchiate. Mentre Michele Santoro è stato intercettato dai PM per smontare il depistaggio raccontato nel suo libro su Via D'Amelio, Bugie e tappabuchi del pentito Avola, nel libro di Santoro. I PM non credono alle rivelazioni del pentito nel libro del giornalista e così chiedono l'archiviazione per strage e lo accusano di calunnia. Ma la tesi non convince il GIP che la respinge. Santoro intercettato dai pubblici ministeri per smontare il depistaggio. Per quanto concerne invece la frase sopra la testata, esami di riparazione entro il 31 agosto, poi le scuole e le famiglie protestano, il ministro Valditara precisa, anche fino all'8 settembre. Il solito pasticcione, scrive il Fatto Quotidiano. L'Unione Europea è in recessione, ma la Banca Centrale Europea insiste, altri rialzi ai tassi di interesse. Cioè, nonostante la crisi industriale dell'economia reale, i tassi di interesse continuano ad essere aumentati dalla Banca Centrale Europea. Un controsenso totale, secondo non pochi osservatori. Roma è peggio di prima, ma è sempre Raggi colpevole di tutto. Gualtieri invece è immune, scrive in prima pagina il Fatto Quotidiano. Piccola pausa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La linea torna a Giulio Cainarca. Rieccoci qua con Alain e i giovani d'oggi, il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Non ci sono parole per denunciare il vile agguato subito da Alain Elkann, il papà di Lapo e di John, numero 1 di Fiat, Stellantis, Gedi, Repubblica, Stampa, bla bla bla. Il vile agguato subito dunque da papà Elkann sul treno Italo-Roma-Foggia. È lui stesso a narrarne le drammatiche sequenze in un breve racconto d'estate che, visto l'autore, il padre del padrone, e soprattutto la prosa, notevoli le virgole tra soggetti e verbi, Repubblica ha collocato in pagina di cultura sotto lo straziante titolo Sul treno per Foggia con i giovani lanzichenecchi. L'orda barbarica che ha proditoriamente funestato il suo viaggio in prima classe era composta dal vicino, un ragazzo di 16-17 anni, scrive Alain Elkann, t-shirt bianca con scritta colorata, pantaloncini corti, zainetto verde, iPhone con cuffia per ascoltare musica. Nelle altre file altri ragazzi della stessa età, vestiti più o meno allo stesso modo. Alcuni avevano in testa, anziché su un ginocchio o su un gomito, nota del redattore, il classico cappello di tela con visiera da giocatore di baseball, di colori diversi, scrive papà Elkann. E quel che è peggio, avevano tutti o le braccia o le gambe o il collo con tatuaggi piuttosto grandi. Un dress code premeditato con cura dai Manigoldi per molestare l'Elkann, che indossava, malgrado il caldo, un vestito stazzonato di lino blu e una camicia leggera, lo scrive lo stesso papà Elkann. Portava una curiosa cartella di cuoio marrone. Il cuoio di solito è viola, a pois, fucsia, dalla quale ho estratto il Financial Times, New York Times e Robinson, l'inserto culturale di Repubblica. La stampa no, ci scrive da 30 anni ma non la legge. Ma anche il secondo volume della Recherche du temps perdu di Proust, che stavo finendo di leggere in francese, anziché nella comoda traduzione in foggiano, scrive Travaglio. Ma le estrazioni non sono finite. Ho estratto anche, scrive papà Elkann, un quaderno su cui scrivo il diario con la mia penna stilografica, non con quella di un altro, commenta Travaglio, o con un più pratico stiletto acuminato
per tavolette cerate sumere. Che faceva intanto Lorda Lanzichenecca al cospetto di cotanto intellettuale in lino blu? Si raccoglieva in religioso silenzio sbirciando di straforo il Financial Times o la Recherche di Proust? Magari. Erano totalmente indifferenti alla mia persona, come se fossi un'entità trasparente, scrive Papà Elkan. Strano, commenta Travaglio, un tipo così alla mano, e parlavano ad alta voce non dei listini di borsa o dell'amour de Swan, ma di calcio, di ragazze da cercare in spiaggia o nei night, come scrive Papà Elkan. Ma noi giureremmo che questi giovani lanzichenecchi abbiano detto ragazze da cercare nei tabaren o nei caffè Chantan. Dicevano financo parolacce, scrive Papà Elkan, e nessun passeggero diceva nulla, forse per paura di quei ragazzi tatuati, perciò capaci di tutto. Papà Elkan, riavutosi dalla scoperta scioccante che per andare a Foggia bisogna passare per Caserta e Benevento, anziché da Chamonix, è sceso a Foggia e nessuno mi ha salutato, scrive Papà Elkan. Ma lui, furbo, non li ho salutati perché mi avevano dato fastidio quei giovani lanzichenecchi senza nome. Così si conclude il racconto di Papà Elkan. Tiè, commenta Travaglio, così imparano quei lanzichenecchi, quei ragazzacci che vanno a cercare le ragazze nei night e non al tabaren. Questo nel 2023, il 25 luglio 2023. Con ciò lasciamo anche il fatto, andiamo a vedere la prima pagina del giornale. Il giornale apre con Fontana, fine del fango, assolto sul Covid. Il governatore lombardo esce a testa alta dal calvario giudiziario. Per la sinistra era un assassino. Archiviata per insussistenza dei reati contestati, l'imputazione non esiste, non regge, e con essa l'illusione forcaiola di trovare colpevoli a ogni costo. Completamente innocente su questo fronte Attilio Fontana, governatore lombardo in carica oggi e nei giorni del Covid. Non toccava a lui istituire la zona rossa in Val Seriana nei primi giorni dell'epidemia esplosa in Lombardia. Mentre Alain Elkan, schifato dai giovani, fa infuriare Repubblica. L'abbiamo appena visto nel commento di Marco Travaglio, sul giornale c'è il commento di Luigi Mascheroni. Papà Elkan schifato dai giovani in treno e Repubblica insorge. La redazione si ribella, una surreale cronaca classista firmata dallo scrittore. Il disgusto per i ragazzi che indossano t-shirt, ascoltano musica, parlano a voce alta. Unico caso in cui è il padre a essere raccomandato dal figlio. Alain Elkan, padre di John Elkan, figlio, editore e padrone di Repubblica, ieri ha firmato sulle pagine di Repubblica un Elzeviro estivo alla Woodhouse di altissima raffinatezza, che si potrebbe scambiare per una parodia partorita dal miglior Michele Serra dei tempi del settimanale Cuore, titolo sul treno per Foggia con i giovani lanzichenecchi, breve racconto d'estate. L'abbiamo già visto, mentre a Madrid è la solita sinistra, titola il giornale, ha perso ma resta al governo, mentre Vox preoccupa Giorgia Meloni, popolari senza maggioranza, Sanchez punta sui catalani e gli ex baschi dell'ETA. Mentre il fragile ago della bilancia è Puigdemont, il leader con richiesta di arresto, l'indipendentista catalano, al quale la Spagna è appesa, scrive il giornale. Sulla fecondazione, chi dona il seme poi non può ritirare il consenso, sentenza della Corte di Cassazione, e poi la misura della delega fiscale, il concordato per le partite IVA, una tassa fissa per 2 anni. Lo vediamo meglio dopo, questa novità contenuta nel delega fiscale. Lasciamo il giornale, andiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino. L'apertura è sulla Grecia che brucia, ma anche sul nubifragio a Milano. Muore una donna. Servizi segreti e identikit, dopo 30 anni ancora caccia ai fantasmi della strage. Stiamo parlando della bomba in via Palestro a Milano del 1993. Ci sono ancora fantasmi, persone non conosciute in relazione agli responsabili di quella strage, la strage di via Palestro.
Intanto lasciamo anche il giorno, andiamo a vedere il Mattino di Napoli. Quotidiano napoletano apre con il caldo record e i turni e gli orari flessibili, non accenna a placarsi l'ondata di caldo record che rende difficili le condizioni di lavoro soprattutto al centro-sud. C'è disponibilità a turni e orari flessibili per definire un protocollo comune. Ospedali presi d'assalto, si registrano le prime 3 vittime, mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano napoletano il carcere minorile di Nisida, tra stranieri e maggiorenni, risse e alta tensione, il nodo dell'affollamento, molti detenuti vengono dal nord. Negli ultimi 3 anni dici Nisida e il pensiero va alla fiction Mare Fuori, storie di amicizia, amore e riscatti. Ma gli ultimi fatti di cronaca nell'istituto minorile dimostrano il contrario, con emergenza maggiorenni e stranieri. Mentre lasciamo il Mattino, vi anticipo intanto che alle ore 16 di quest'oggi potete ascoltare un'altra puntata del podcast curato da Edoardo Montolli e Felice Manti sulla strage di Erba, focalizzato in questo caso sulle confessioni. Ne abbiamo parlato più volte, le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e fa il punto in maniera estremamente precisa Edoardo Montolli insieme a Felice Manti in quest'altra puntata del podcast che poi troverete anche sul sito in fronte del blog di Edoardo Montolli. Detto questo, andiamo a vedere anche il tempo di Roma, quindi dalle 16 alle 16:30 potete ascoltare questa nuova puntata del blog di Montolli e di Manti sulla strage di Erba, anche qui a Radio Libertà. Intanto arriva la riforma fiscale, rivoluzione fisco, titola Il Tempo, prende corpo il testo studiato dal governo per aiutare gli italiani, tasse fisse alle partite IVA con un accordo biennale e rottamazione allargata, mentre la Lega lavora per cancellare altri micro balzelli. I moderati, quelli sugli animali, la riforma del fisco voluta dal governo prende corpo, sarà una rivoluzione, scrive Il Tempo. Tasse fisse alle partite IVA con un accordo biennale che renderà più facile e meno oneroso pagare. Inoltre è in arrivo una rottamazione allargata. La Lega vuole cancellare tutta una serie di microtasse. Noi moderati chiede di annullare quelle su cibo e cura degli animali domestici. Mentre Google vuole sostituire i giornalisti con l'intelligenza artificiale. Poi lo vediamo più in dettaglio l'articolo a pagina 5 del Tempo di Roma. Fratelli d'Italia apre al dialogo sul salario minimo, ma ora è il PD a rallentare. Sinistra spagnola sconfitta, ma i nostri democratici esultano. E infine l'ONU che sostiene il piano Meloni. Il segretario delle Nazioni Unite Guterres risponde al premier italiano dopo la conferenza a Roma sui migranti. Il premier italiano incassa il sostegno del segretario generale dell'ONU dopo la conferenza internazionale sui migranti alla Farnesina. Guterres ha assicurato a Meloni il sostegno dell'ONU al processo Roma nell'incontro di ieri alla FAO a margine del vertice sulla sicurezza alimentare che ha coinvolto anche i paesi del Corno d'Africa. L'ultima gaffe di Carlo Calenda, l'ambientalista, plastica a Capalbio, denuncia il Churchill dei Parioli, come lo ribattezza ogni volta Marco Travaglio. Il sindaco replica a Calenda, non è plastica, sono alghe, cucù. E lasciamo con questo Il Tempo di Roma, andiamo a vedere Repubblica. Repubblica apre la sua prima pagina con il premio agli evasori, la legge delega fiscale. Fratelli d'Italia attacca l'Agenzia delle Entrate, chiede al governo di negarle il potere d'appello quando perda il contenzioso in primo grado. Ma il ragioniere generale dello Stato boccia la riforma, misure agevolative e indeterminate che producono una perdita di gettito, intanto sì, del 70% degli italiani al salario minimo. Le opposizioni dicono no al rinvio della discussione su questo tema. Le elezioni in Spagna, Parlamento senza maggioranza e Meloni in Italia di fronte al dilemma. Poi grandine e fuoco, Italia spezzata in due, classico dei classici, dal clima impazzito. In Israele legge la riforma della Corte Suprema e dilaga la protesta. Vediamo pure la Stampa di Torino. La Stampa apre la sua prima pagina con un virgolettato. L'onda nera si è fermata in Spagna. È Elly Schlein che ha telefonato a Sanchez. Sei un esempio per l'Europa, ha detto Schlein al leader socialista spagnolo.
parla anche Daniel Cohn-Bendit, mitico protagonista del maggio del 68, e da lì in avanti ascesa dei sovranisti inarrestabile, scrive La Stampa riassumendo le parole del giovane rivoluzionario franco-tedesco. Twitter dice addio all'uccellino, Musk punta tutto sulla X e poi ancora fa congelare gli ovuli, poi rompe col partner, ma la consulta dice sì al figlio anche se lui si oppone. C'è chi è stato voluto, chi è nato per caso, chi porta il nome di un santo perché è figlio di un voto, la sola cosa che ci accomuna tutti è essere figli. Quindi se tu fai congelare gli ovuli, poi voi vi separate, comunque il figlio può nascere, o meglio, la madre può dire sì al figlio e lui non si può opporre. Sempre dalla prima pagina della Stampa, il commento del politologo Giovanni Orsina, Vox ha perso ma la destra no. E infine vinceremo. Mattia Feltri nel suo buongiorno. Prima ancora c'è il caso della signora Gloria, eutanasia, dolce morte possibile, il Veneto ce lo insegna, scrivono Marco Cappato e Filomena Gallo in prima pagina sulla Stampa. La signora Gloria ha evitato una morte che non voleva, con sofferenze atroci. È riuscita ad ottenere aiuto medico a morire senza soffrire, grazie alla sensibilità e correttezza del sistema sanitario della regione Veneto, che ha applicato tutte le regole stabilite dalla Corte Costituzionale sul caso Cappato DJ Fabo. E poi dicevamo il buongiorno di Mattia Feltri. Fratelli d'Italia, dice l'europarlamentare Vincenzo Sofo, l'ex leghista, sono soddisfatti del risultato di Vox in Spagna. Non è un flop, hanno vinto e sui temi identitari. Molto soddisfatti anche in Forza Italia, spiegano Maurizio Gaspari e Tullio Ferrante, perché arriva dalla Spagna la dimostrazione che a vincere è il centro moderato, opposto alla sinistra, come insegnava Berlusconi e adesso Tajani. Molto, molto soddisfatta la Lega, che con una nota dei suoi europarlamentari sottolinea il ruolo centrale degli autonomisti, in questo caso gli indipendentisti catalani. Decisamente soddisfatto il Movimento 5 Stelle nel giudizio di Fabio Massimo Castaldo, siccome è dal voto spagnolo che si impara come fare opposizione, sconfiggere la retorica nazionalista, con proposte efficaci alla Giuseppe Conte e non vegetando nell'ambiguità. Altrettanto soddisfatta è Elly Schlein, perché il successo dei socialisti a Madrid certifica che per imporsi servono il salario minimo, la lotta sul caro energia, il rigore sul cambiamento climatico. Così si arresta la marea nera. Decisamente soddisfatto il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni, perché è dalla terra di Spagna che si evince la solidità della sinistra se fa la sinistra, schierandosi col popolo contro le banche, contro i colossi energetici. Straordinariamente soddisfatti quelli del terzo polo, perché in definitiva si è provato pure stavolta che il bipolarismo non funziona. Sarà la globalizzazione, conclude Mattia Feltri, i partiti non si accontentano più di aver vinto tutti le elezioni italiane. Adesso vincono tutti, anche quelle spagnole. Con ciò lasciamo la Stampa, andiamo a vedere la prima pagina della Verità di Maurizio Belpietro. Contesta i dogmi sul clima, censurato il premio Nobel in carica. Il green è la nuova pandemia, via alle liste di proscrizione. Come moltissimi altri scienziati, il fisico Clauser, insignito l'anno scorso, non crede che il riscaldamento dipenda dall'uomo e la CO2 sia dannosa per l'ambiente. E il Fondo Monetario Internazionale cancella il suo intervento con una email. Il cerchio si chiude, allarmismo sui ricoveri per caldo negli ospedali, scrive La Verità. Il premio Nobel per la fisica 2022 John Clauser oggi non potrà intervenire al Fondo Monetario Internazionale sul tema del clima. Con una email il Fondo Monetario gli ha comunicato che l'appuntamento non è più in agenda. La sua colpa? Confutare dati alla mano la tesi dell'emergenza climatica di origine antropica che i governi occidentali stanno cavalcando. Intanto si continua a fomentare l'allarme per ospedali e pronto soccorso al collasso per via dei pazienti bisognosi di cure a causa dei colpi di calore, ma si tratta di catastrofismi non suffragati dai dati e che si ripetono da anni.
peraltro aggravati, come abbiamo letto prima, dal fatto che ci sono organici estremamente ridotti anche a causa delle ferie, come ha spiegato il quotidiano Sanità. E abbiamo visto l'articolo in apertura di rassegna stampa. Mentre Maurizio Belpietro riflette su quante balle ci hanno raccontato sulla Russia e la guerra in Ucraina, in prima pagina, e a pagina 11 c'è l'articolo del direttore, ci riempiono di balle da quando è iniziata la guerra. La foto di Carlo Calenda, plastica sulla sabbia democratica di Capalbio, Calenda offeso, ma come al solito sbaglia bersaglio, pare fossero alghe, non plastica. A centropagina Carlo Cambi invece racconta un episodio di cronaca dalla Campania. A Nocera Inferiore una suora è morta dopo 2 ore passate sotto il sole all'interno di un'ambulanza in attesa dell'esito del tampone per il Covid obbligatorio per il ricovero in ospedale. Uno degli obblighi che il governatore De Luca ha voluto orgogliosamente mantenere anche dopo che è stata dichiarata finita la pandemia. Muore in ambulanza aspettando il tampone, vittima dei diktat sanitari imposti da De Luca nella regione da lui governata, la Campania. Aveva la febbre, quindi non poteva accedere al pronto soccorso senza il test che è arrivato ore dopo. 2 indagati per omicidio, scrive La Verità in prima pagina. Poi c'è il piano verde del ministro Pichetto, costa 12 miliardi l'anno per 7 anni. A pagina 9 ce lo racconta e ce lo spiega in dettaglio Claudio Antonelli. Per il piano verde di Pichetto, il ministro italiano dell'ambiente Pichetto Fratin, e dell'Unione Europea serve 1 miliardo al mese per 7 anni. Uno studio che fa luce sugli investimenti necessari al piano, un obiettivo irraggiungibile come mostrano gli intoppi del PNRR, scrive Claudio Antonelli. Infine, sempre dalla prima pagina della Verità, il Partito Popolare in Spagna più a destra toglie voti a Vox, fare il governo in Spagna è un rebus, mentre con Giorgia Meloni Saied è il dittatore. Poi sale da Mattarella e la sinistra va in tilt, un brusco bagno di realpolitik. Mario Giordano si occupa di papà Alain Elkann, che inciampa in un po' di vita reale e si indigna, scopre che esistono i treni, che esiste Benevento, esiste la Campania, esistono i giovani, e lo denuncia su Repubblica, il giornale del figlio. Infine, ma che omicidio, se la polizia spara per salvare vite, l'atto dovuto è archiviare, dice il magistrato Pietro Dubolino, in prima pagina sulla Verità. Esami ad agosto, ma in 3 ore arriva la proroga, la nota del ministro Valditara. Vediamo anche la prima pagina di Libero, quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che apre, argomento principale, con la menata di Elkann, la storiella raccontata da Elkann. Francesco Specchia è in questo caso il commentatore. Repubblica si rivolta contro padron Elkann, da Scalfari a Spartaco. Il padre dell'editore, Alain Elkann, editore e il figlio John, fa pubblicare un articolo per lagnarsi della gentaglia che lo disturba in prima classe sul treno. La redazione protesta: sei un classista, ci dequalifichi. A pagina 5 il commento di Francesco Specchia. Rivolta a Repubblica, il padre dell'editore è un classista. I giornalisti del quotidiano si ribellano a un articolo con cui Alain Elkann definisce lanzichenecchi i giovani trovati in treno. Così dequalifica il nostro lavoro, dicono i redattori. Un taglio alto alla sinistra che perde ma esulta. Il caso psichiatrico Spagna, socialisti battuti a Madrid, per democratici e soci è un brutto segnale per Giorgia Meloni. Il commento di Alessandro Sallusti invece: Saviano e Bottura, i jalis del PD. Fiumi di parole, c'è una nuova coppia che si impone nel vuoto della sinistra, quella formata da Roberto Saviano e Luca Bottura, che si spalleggiano a vicenda per sostenere l'insostenibile e insultare chiunque passi dalle parti della destra. A centropagina il racket dei visti ai migranti, terremoto alla Farnesina, partono le indagini dopo la denuncia di Libero, l'inchiesta fatta dal quotidiano Libero. Nei corridoi della Farnesina, scrive Fabio Rubini, in queste ore c'è un via vai frenetico e una tensione che si fa palpabile
respiro dopo respiro. Qualcuno parla addirittura di un vero e proprio terremoto che starebbe per arrivare. Fatto sta che dopo l'inchiesta di Libero sul tentativo di corruzione dell'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe da parte di alcuni esponenti legati al racket dei visti per i migranti, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, scrive Libero, ha predisposto con urgenza una missione ispettiva speciale in tema di visti in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh. Racket sui visti, arrivano gli ispettori. Dopo la denuncia di Libero, il ministro Tajani ordina una missione urgente in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh. Il deputato Andrea Di Giuseppe, eletto con Fratelli d'Italia, dice bene, ma è soltanto il primo passo. Per la questione del racket dei migranti, i trafficanti di uomini offrivano fino a 120.000 euro al mese per aiutarli a dare il via libera ai visti da vendere in Asia per far arrivare i migranti ovviamente in Italia. Con questo segnaliamo ancora da Libero il giudice che assolve Fontana e fa a pezzi Crisanti, dal professor Crisanti, ora senatore del PD, diventato famoso per la vicenda Covid, soltanto ipotesi senza riscontro per accusare Fontana, scrive Libero, riassumendo però quelle che sono le considerazioni del Tribunale dei Ministri. Un'intervista a Monsignor Paglia: all'Italia serve una riforma per la terza età, dice il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che è anche il capo della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, istituita presso il Ministero della Salute. E Annalisa Chirico a intervistare Monsignor Vincenzo Paglia. In Italia serve una riforma per la vecchiaia di massa. La transizione demografica ci ha regalato 30 anni in più. Vanno vissuti bene con un cambiamento culturale. Confido nel governo Meloni che sta portando avanti il lavoro per riformare l'intero mondo dell'assistenza agli anziani. Siamo tutti più individui, meno comunità. Credo si debba ricostruire un senso comune, un riconoscimento delle nostre radici. Si può fare con nonni e nipoti. Chiude la prima pagina di Libero. Poi l'appello di Bertolaso: negli ospedali servono i militari, ospedali lombardi, oppure si chiude. E poi Vittorio Feltri che si occupa di un giudice perseguitato e infamato ingiustamente. Il giudice Bellomo, Francesco Bellomo, dichiarato innocente da 6 procure. È notizia di pochi giorni fa, ignorata ovviamente dai media, scrive Feltri, che l'ex consigliere di Stato, il magistrato Francesco Bellomo, è stato archiviato anche a Torino. I magistrati di Torino hanno evidenziato per l'ennesima volta la regolarità del contratto, tanto discusso, e la piena liceità delle sue relazioni. Definito porco in diretta televisiva, attaccato da giornalisti e opinionisti che lo hanno considerato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio fin dal principio, bersaglio di insulti, infamato in maniera crudele, deriso, beffeggiato, disonorato, argomento di cronaca giudiziaria quotidiano per mesi e per mesi, scrive ancora Vittorio Feltri. Alla fine Bellomo è stato dichiarato innocente da ben 6 procure. Così Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Abbiamo visto Libero, adesso andiamo a vedere anche il Quotidiano di Sicilia. Il salario minimo c'è già nei contratti collettivi nazionali di lavoro, urge una legge sulla rappresentanza sindacale in applicazione dell'articolo 39 della Costituzione italiana. I sindacati devono essere trasparenti come le società. Il blackout di Catania, vertice in prefettura, oltre 500 tecnici dell'Enel scendono in campo. È un momento di difficoltà per Catania, anche per la chiusura dell'aeroporto, ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, presente al vertice convocato in prefettura per l'emergenza caldo che da giorni sta causando numerosi disagi a Catania. Il vertice della FAO a Roma, sicurezza alimentare una priorità, ha detto Giorgia Meloni. E poi sui beni confiscati, intesa tra regione e autorità nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Stiamo parlando di Palermo, il presidente Schifani, il prefetto Corda hanno siglato un accordo. La pagina 4, come sempre, è dedicata al fisco, prioritaria la revisione dei testi unici, prosegue l'iter legislativo della delega fiscale, il governo punta ad approvare in autunno i primi decreti di attuazione. Sotto la lente di ingrandimento del governo anche il riordino dello statuto dei diritti del contribuente. Vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi. La Spagna colpisce
Meloni è il titolo d'apertura. Nelle elezioni iberiche il partito da lei appoggiato, Vox, è stato sonoramente battuto. Va in crisi la politica di alleanze di Fratelli d'Italia in Europa, mentre la proposta sull'utero in affitto ha spaccato il Partito Democratico, cattolici e femministe sono contrari. Arriva alla Camera la proposta di legge che rende reato universale la gestazione per altri. Non solo essa rimane vietata in Italia, ma se finora era possibile recarsi all'estero, laddove è ammessa, con l'approvazione di questa legge diventerà reato anche ricorrervi nei paesi consenzienti. Il tema è divisivo e mescola le carte. Centrodestra, cattolici, anche del PD, gran parte del movimento femminista condannano l'uso che con l'utero in affitto avverrebbe del corpo della donna, mentre i radicali, una parte del PD in testa a Elly Schlein, gran parte del movimento LGBT sono favorevoli. La proposta spacca il PD. Infine, prima della pausa, diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi. Dopo la Presidenza del Consiglio e della Corte Costituzionale, anche l'importantissima Ragioneria Generale dello Stato avrà a suo capo una donna, Daria Perrotta, da sempre pupilla del ministro dell'Economia Giorgetti, che la tiene in considerazione. Il centro-sinistra a parole si batte da sempre, dice di battersi a favore delle donne. Gli effetti di questi propositi si stentano a vedere. Il centrodestra invece si è limitato finora a far assumere donne in ruoli di grande responsabilità al vertice, anche se fino a poco tempo fa non era ipotizzabile che esse potessero essere chiamate a svolgerli. Non so se il trend durerà. Per il momento non solo esiste, ma sta crescendo. Questo non è solo un bel risultato per le donne che vedono riconosciuto il valore, ma anche per il Paese che si arricchisce da queste nuove e non più sopite competenze. Ragioneria Generale dello Stato adesso avrà un capo donna, Daria Perrotta, voluta dal Ministro dell'Economia, il leghista Giorgetti. Con ciò ci fermiamo un attimo e poi tra pochi minuti ci risentiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Super caldo con Caronte bis, nuova pulsazione del promontorio anticiclonico africano al centro-sud, mentre al nord avremo ancora diversi temporali. Nella prima parte della giornata, tuttavia, gli unici disturbi saranno a carico dell'arco alpino e dei settori più orientali del nord, dove non sono da escludere dei rovesci irregolari. Tutto sole e gran caldo invece al centro-sud. Nel pomeriggio poi peggioramento soprattutto su Lombardia e Triveneto, con temporali anche di forte intensità che sconfineranno fino in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Questa era una composizione di Maria Zimanowska, notturno in si bemolle maggiore. Moriva oggi a San Pietroburgo, era una compositrice e pianista polacca di grande talento, era considerata tra le prime donne compositrici ad aver ottenuto riconoscimento internazionale per le sue opere. E la linea torna, per la rassegna stampa, a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari per la pausa musicale e intanto, vista la prima pagina di Italia Oggi, diamo un'occhiata veloce anche al manifesto. No Vox è il titolo che inquadra le elezioni in Spagna. Una remontada ferma la destra prima della maggioranza assoluta, flop dei meloniani iberici, durissimo colpo al progetto europeo di Meloni, mandati d'arresto per i catalani che sono l'ago della bilancia, scrive il quotidiano comunista. Mentre sul Foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa, una vita a emendarmi di ogni dogmatismo, scrive il fondatore e direttore del Foglio Giuliano Ferrara, il Foglio delle origini, e arriva ora Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica, a fondare il partito preso che dubitare dell'ambientalismo è di destra. Polemiche culturali, mettiamola così. Giorgetti spinge l'ex ragioniere generale Franco alla Banca Europea degli Investimenti, la BEI, e nomina appunto la nuova responsabile della Ragioneria Generale dello Stato, un'altra donna al vertice, come abbiamo visto poco fa. E il flop di Vox fa bene a Giorgia Meloni, scrive Claudio Cerasa, non si può governare flirtando con gli estremismi. Questo in prima pagina sul Foglio di oggi, che lasciamo per andare a dare un'occhiata adesso ad alcuni degli articoli selezionati dalla rassegna stampa di oggi tra le varie testate. Lo vediamo subito, un attimo soltanto, se ci ritorniamo sopra, e cominciamo come al solito dal quotidiano Avvenire. Quotidiano Avvenire, tra le altre cose, tra gli articoli segnalabili oggi, si sofferma in primo piano sull'impegno di Giorgia Meloni con i leader di alcuni dei paesi africani a Roma. Impegno su alimentare e migrazioni. Da Roma deve iniziare una nuova fase, dice la premier italiana, che ha visto il segretario dell'ONU nel vertice dell'Agenzia Alimentare delle Nazioni Unite, la FAO. La sicurezza alimentare sarà una priorità durante la presidenza italiana del G7. Sui migranti, il processo di Roma parte però in salita. Domenica Roma aveva vissuto un'altra giornata di colloqui internazionali, la conferenza su migrazioni e sviluppo, con cui il governo italiano ha riunito e messo a confronto i vertici delle istituzioni europee, i rappresentanti, i capi di Stato e di governo di una ventina di stati europei, africani e medio orientali. Partendo dal modello dell'accordo europeo con la Tunisia, si è ragionato di un patto per una collaborazione per contrastare la rete dei trafficanti di esseri umani, primo passo del cosiddetto piano Mattei, più volte annunciato da Giorgia Meloni, che verrà presentato in autunno, inizio di un percorso definito dalla Premier processo di Roma, una tela politica che ha il sostegno della Presidente della Commissione europea von der Leyen, ma che vede per ora come attori silenti e domenica assenti governi di peso come quelli di Francia e Germania. Per questo il processo di Roma in questo tema, immigrazione eccetera, parte con difficoltà, secondo Avvenire. Poi il tema della sicurezza alimentare è una priorità anche nell'agenda del prossimo G7 durante la nostra presidenza il prossimo anno, ha detto la Premier Meloni. Su Avvenire, da segnalare anche la questione del salario minimo, pagina 7, dialogo in salita, le opposizioni compatte chiedono alla maggioranza di ritirare l'emendamento soppressivo della disciplina sul salario minimo, altrimenti la nostra proposta vada in aula già giovedì 27, dopodomani. Il governo conferma le aperture ma insiste sul rinvio. Elly Schlein felice se davvero ci sarà un confronto, per Conte è solo un bluff. Timido segnale del ministro Urso che dice nessun pregiudizio. Il sottosegretario leghista Durigon conferma siamo favorevoli al rinvio a settembre. Per Landini CGIL bisogna capire il governo che vuol fare. Anche a noi finora ha opposto soltanto dei no. Lasciato il salario minimo c'è la sentenza con la quale si è espressa la Corte Costituzionale sui figli in provetta. L'uomo non può rifiutarsi di diventare padre. Il caso era quello di un ex marito che impediva alla ex moglie il trasferimento in utero dell'embrione congelato. La Corte Costituzionale ha stabilito che il consenso prestato prima delle tecniche diventa irrevocabile.
una di quelle scelte tragiche in cui non è possibile soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti, ma i principali sì. L'interesse di una donna a diventare madre, dopo aver messo a rischio la propria salute e aver investito corpo e mente su un progetto genitoriale. L'interesse, se così si può dire, di un embrione a conservare dignità e di non restare per sempre congelato nel freezer di una clinica. La sentenza della Corte Costituzionale resa nota ieri conferma quello che è già chiaro, scrive Avvenire, nella legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Un uomo non può rifiutarsi di diventare padre dopo che il suo seme ha fecondato l'ovulo della sua compagna e dunque si è formato l'embrione. Il consenso espresso in modo consapevole prima del trattamento non è revocabile neanche se sono trascorsi anni e nemmeno se la coppia non è più tale. E questo è il caso di cui si è occupata la Corte Costituzionale. AC ha chiesto il trasferimento in utero di un embrione formato in precedenza col marito e crioconservato nella clinica che li aveva in cura. DR, diventato nel frattempo ex marito, si è opposto, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre contro la sua volontà. I giudici del Tribunale di Roma hanno investito la Corte Costituzionale. Questione di legittimità sull'articolo 6,3 ultimo periodo della legge 40 che recita: la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Il responso redatto dal giudice Luca Antonini è questo: il consenso dato è irrevocabile, non ci si può rifiutare di diventare padri una volta che si è concepito un figlio, ancorché in provetta. Interessanti le motivazioni della decisione, scrive Avvenire. La donna ha compiuto, recita la sentenza, un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità, che coinvolge rischi, aspettative, sofferenze. Essa è coinvolta in via immediata con il proprio corpo in forma incommensurabilmente più rilevante rispetto a quanto accade per l'uomo. La Corte Costituzionale riflette sul fatto che la donna è sottoposta a impegnativi cicli di stimolazione ovarica che possono portare malattie anche gravi. Come nella fattispecie esaminata, poi possono essere necessari, successivamente alla fecondazione dell'embrione e crioconservazione, ulteriori trattamenti farmacologici e analisi in vista del trasferimento in utero, mai avvenuto perché il marito ha abbandonato la casa coniugale. Da tutto questo procedimento impegnativo sorge, scrive la Corte Costituzionale, una concreta aspettativa di maternità. La donna, insomma, si è fidata del consenso prestato dalla loro partner al comune progetto genitoriale, che non può andare in frantumi con una semplice revoca del consenso. E la Corte Costituzionale parla anche della dignità dell'embrione in quanto ha in sé il principio della vita che, aggiungiamo noi, scrive Avvenire, non può essere considerato una semplice cosa di cui disporre. Sempre da Avvenire, vi segnalo, siamo in pagina di cronaca, un maxi blitz contro una delle tante mafie, la società foggiana in questo caso, che spacciava 50.000 dosi di cocaina al mese. 50.000. Superando le rivalità, 3 clan si erano accordati per gestire l'enorme business della droga. 82 gli arresti. Il ministro Piantedosi ha sottolineato: Direzione Investigativa Antimafia e Carabinieri hanno inferto un colpo durissimo a una delle organizzazioni criminali più pericolose e violente. Cocaina, cocaina e ancora cocaina, scrive Antonio Maria Mira su Avvenire. Anche in Puglia, a Foggia, questo è il grande affare delle mafie. I 3 clan dominanti della mafia di Foggia, la società foggiana, sono capaci di vendere 50.000 dosi di cocaina al mese, realizzando profitti per 200.000 euro, superando rivalità tra clan, le batterie a Foggia, perché l'affare è davvero grosso per tener fuori tutti gli altri. 200.000 euro mi sembra perfino poco, sarà un errore di stampa. Comunque, sempre su Avvenire, poi c'è l'altra notizia economica del giorno: le imprese sono in frenata, l'economia e l'industria sono in recessione, ma l'euro continua a salire, o meglio, i tassi di interesse continuano ad essere aumentati dalla Banca Centrale Europea. Imprese in frenata, aumenta il pericolo recessione. La settimana in cui la Banca Centrale Europea dovrebbe decidere un altro rialzo dei tassi di interesse si apre con segnali di rallentamento per l'economia. L'economia va male, cosa fai? Alzi i tassi di interesse. Apparentemente è un non senso. Sulla questione del turismo, in Salento i conti non tornano, è boom di visitatori ma crescita limitata. C'è questo interessante studio di cui dà conto Paolo Alfieri, pagina 13 di Avvenire, per cui l'aumento degli arrivi di turisti
non favorisce lo sviluppo delle comunità, cioè non è detto che aumentare l'afflusso di turisti porti ricchezza e nuove opportunità al territorio e alle sue comunità. Il settore turistico è caratterizzato da bassa produttività, servizi scarsi, alta stagionalità e poi in Italia tanti furbi. La ricchezza principale è per chi ha case da affittare. Una cosa curiosa invece ce la racconta il Corriere della Sera, siamo in cronaca lombarda, un'azienda molto all'avanguardia, una piccola azienda di Bernate Ticino, produce barre e tubi rettificati e cromati per la pneumatica, l'oleodinamica, l'automazione industriale, senza fibra ottica, senza banda. Siamo in rete grazie alla Lituania. I collegamenti della piccola azienda lombarda passano dal paese baltico. Il titolare dell'azienda ha firmato un contratto con TIM per una linea dedicata, ma a distanza di un anno per le videoconferenze bisogna spegnere i computer e usare i cellulari. Per fare video call con i clienti dobbiamo attivare i cellulari e rivolgersi appunto a questa società che ha sede, base in Lituania per fare i collegamenti, mentre dal Corriere della Sera, anche qui c'è la questione del salario minimo, si va verso il rinvio del voto, il governo prende tempo e sulla questione c'è l'intervista all'economista Carlo Cottarelli, che è stato direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario, anche parlamentare PD, poi dimessosi. 9 euro è la soglia giusta, ma la misura non deve pesare sui conti pubblici e no a sussidi alle imprese. Non ha senso che lo Stato aiuti le aziende ad arrivare al salario minimo. La misura interviene quando ci sono troppi profitti e pochi salari. C'è poi sul Corriere di oggi la lunga intervista a Patrick Zaki: se avessi un ruolo politico lo userei per i diritti umani. Si candiderà, verrà candidato al PD alle europee. Non ho paura di un arresto, ho ringraziato più volte il governo come era giusto, non mi hanno chiesto un impegno in politica, ho ancora molto da imparare e da fare. Tutta questa visibilità voglio che diventi uno strumento per difendere chi non ha voce né volto. In carcere ho ricevuto lettere di bambini delle elementari italiane. Vorrei visitare quelle scuole appena sarà possibile e parlare a quei bambini di diritti umani. Non ho timori per la causa, sono convinto di avere la ragione umana dalla mia parte. Anche in Egitto mi conoscono tutti, come qui, e questo potrà aiutare la causa e proteggermi un po' dai rischi. Nel mio paese abbiamo bisogno di più apertura, di più libertà. Spero che molti altri possano avere la grazia. La grazia è un provvedimento individuale elargito dal sovrano, non è il frutto di una battaglia collettiva per cambiare le norme. La grazia ne beneficio io, appunto, e tante grazie. È un altro discorso. Per battersi per i diritti civili di solito funziona diversamente. Comunque, queste forse sono accuse a tavolino un po' astratte, che in ogni caso è così. Quando ero in carcere ho ricevuto lettere da diversi bambini delle scuole elementari italiane, eccetera. Mentre, sempre dal Corriere di oggi, pagina degli esteri, da Gerusalemme, primo sì alla riforma giudiziaria, le piazze israeliane contro Netanyahu, corteo da Tel Aviv alla Knesset, opposizioni boicottano il voto, un'auto sulla folla. E anche sul Corriere poi un'intera pagina è dedicata alla decisione della Corte Costituzionale sull'embrione di una coppia separata. L'uomo non può revocare il consenso. L'impianto nell'utero dopo la fecondazione è una scelta che spetta soltanto alla donna, riassume così il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera: il politico e 2 giornalisti, la fabbrica delle fake news per diffamare Paolo Borrometi, condirettore dell'agenzia di stampa AGI. Nei guai l'ex deputato Giuseppe Gennuso, l'ex deputato regionale di centrodestra, che è stato citato a giudizio. Un disegno criminoso per diffamare il condirettore dell'agenzia giornalistica Italia, l'AGI, autore di inchieste su criminalità, mafia e terrorismo. Per la morte invece del giornalista Purgatori, convocati dai pubblici ministeri 12 testimoni. Oggi l'attacco sul suo corpo. Per quanto concerne invece il Fatto Quotidiano, il Fatto mette in primo piano la questione RAI. La Lega ora vuole il manager degli spot Ferragni a Sanremo, questione di poltrone. Nel PD elite sulla vice direzione del TG1.
ci sono la carica della Lega, la lotta nel PD, l'assalto di Fratelli d'Italia, la partita dei 5 Stelle. Un posto a me, l'altro a te. Alla fine tutti contenti con l'infornata dei nuovi vice direttori di testata presentati oggi nell'ultimo CDA prima della pausa estiva. In Rai è tempo di lottizzazione selvaggia. Pensa un po' che strano. Mentre lasciamo il fatto con Santoro intercettato per sbugiardare il falso pentito Maurizio Avola, falso pentito secondo gli inquirenti di Caltanissetta, secondo la procura, il pentito Maurizio Avola è uno poco credibile. Santoro intercettato per sbugiardare il pentito, scrive il Fatto Quotidiano a proposito delle intercettazioni su Santoro, appunto per saperne di più su questo soggetto. La procura di Caltanissetta indaga per calunnia aggravata il collaboratore di giustizia Maurizio Avola, protagonista del libro del 2021 di Michele Santoro, nient'altro che La verità. Le clamorose rivelazioni del pentito sulla sua asserita partecipazione alla strage del 19 luglio 92 ai danni del procuratore Borsellino e della sua scorta sarebbero balle. Smentite per i pubblici ministeri anche le autoaccuse di Avola per la strage di Capaci. In questa indagine Michele Santoro e il suo collaboratore Guido Ruotolo, che adesso è esponente del PD, sono stati intercettati da terzi non indagati con mezzi invasivi che si prestano a interrogativi sul rispetto del lavoro giornalistico. Agli atti un faldone di intercettazioni ai danni dei due colleghi con tutti i mezzi. Lasciamo il Fatto Quotidiano. Sul Giornale vi segnalo invece l'articolo dedicato a Puigdemont, il leader indipendentista catalano che ha i voti cruciali, è ago della bilancia in Spagna, ma è da arrestare secondo la Corte Suprema. Il mandato dei giudici, il paese è appeso a Puigdemont. Rieccolo qui, la spina nel fianco dei governi spagnoli, il paladino dell'indipendenza della Catalogna, il perseguitato politico che si è rifugiato a Bruxelles per sfuggire alla giustizia spagnola potrebbe essere l'uomo decisivo per garantire un nuovo governo di coalizione al premier socialista Pedro Sánchez. Esiliato all'Europarlamento europeo dal 19, Carles Puigdemont torna al centro della scena in Spagna, scrive il Giornale. Sempre dal Giornale poi Francia irritata per l'esclusione dal vertice di Roma, quello con i paesi africani, scrive Gian Michalessin, ma è una reazione ai giochi di Macron. Il nuovo ruolo italiano in Africa preoccupa la Francia. Fra i dispetti dei cugini, il mancato invito ad Amman e a Doha. Anche quando i rapporti diventano tesi, la sinistra sta con i paesi stranieri. Questo è il vizio dell'opposizione. Fausto Biloslavo si occupa anch'egli del vertice di Roma, dal summit della FAO alle relazioni con i leader africani. La tela di Giorgia Meloni rilancia l'Italia. Una fonte governativa dice torniamo autorevoli senza autoincensarci. Il nuovo corso delude i rosiconi che volevano isolare il governo italiano. Poi c'è il dossier ucraino, la fermezza sulla linea atlantista ha garantito credibilità con gli alleati e Giorgia si prepara al viaggio negli Stati Uniti. Nord Africa e migranti sul tavolo di Biden, scrive il Giornale. Il Giornale poi dedica un articolo anche a un altro tema del giorno, le partite IVA, la legge delega, le piccole imprese, un patto biennale con il fisco. L'idea è quella del concordato per partite IVA e piccole imprese, concordato o patto biennale col fisco da definire in anticipo, per definire in anticipo l'importo da versare all'erario senza poi subire altri controlli. L'idea di un concordato biennale sulle tasse da pagare arriva al Senato con la legge delega sul fisco che ha già incassato il via libera dalla Camera. La novità prevede di definire in anticipo per partite IVA e piccole imprese un importo da pagare per 2 anni, senza poi dover subire controlli e accertamenti fiscali a posteriori. Una sorta di patto tra lavoratore autonomo e Stato, nel solco di quel rapporto di fiducia tanto promesso prima in campagna elettorale, poi ribadito dal premier Meloni. Mentre lasciamo il Giornale con un pezzo di Fiamma Nierenstein da Gerusalemme. Il sì alla riforma a Netanyahu fa esplodere ancora Israele. Passato l'articolo sulla ragionevolezza, primo via libera alla Knesset, accuse incrociate, il paese resta paralizzato
idranti sulla folla. Il punto contestato, la fine della possibilità per la Corte Suprema di stoppare gli atti del governo. Sono pronti i ricorsi. La nuova legge è una bandiera, ma la lotta è contro il Premier, additato come un autocrate, scrive Fiamma Nierenstein. Con questo ci fermiamo un attimo, poi dovrebbe essere con noi come tutti i martedì alle 9 per questo scampolo d'estate, almeno ancora per oggi, Max Del Papa.